Una scelta sofferta presa in questi ultimi giorni quando si sono chiuse le iscrizioni e tirate le fila. Quest'anno i centri estivi comunali a Spresiano non verranno organizzati. 8 iscritti al massimo, addirittura settimane con 2 iscritti o 1 iscritto. Dico, mi pare francamente diventa un sistema di babysitteraggio e non più un centro estivo. Credo che un bambino da solo al centro estivo si annoi e non abbia, no? E poi oggettivamente c'è un'antieconomicità da parte del comune. I centri estivi comunali erano nati a Spresiano 3 anni fa in piena epoca Covid per andare incontro alle famiglie in un momento particolarmente delicato, soprattutto dal punto di vista economico. Noi non abbiamo mai voluto andare ad intrometterci nei centri estivi, ma abbiamo sempre dato i contributi che diamo, anche quest'anno e che abbiamo dato anche quando li abbiamo fatti noi, ai privati che li fanno. A Spresiano si contano circa una decina di camp estivi. Il nostro era nato in emergenza, effettivamente non ha avuto, adesso che non siamo più in emergenza, i numeri sono scesi drasticamente. Alle famiglie che avevano iscritto i propri figli ai centri estivi del comune, una volta contattate per spiegare il perché della decisione, sono arrivate le scuse dell'amministrazione, ma anche rassicurazioni. Abbiamo detto che comunque siamo disponibili anche a supportare con la nuova quota eventualmente la frequenza in altri centri estivi. Siccome il nostro centro estivo costava, adesso non mi ricordo, mi pare 80 euro, 50, 80 la differenza, a meno che uno non vada a farmi il centro estivo da 2000 euro a settimana, però insomma andremo incontro anche in questo senso.